Rieccoci insieme cari telespettatori, adesso abbiamo un approfondimento con una nostra ospite collegata con noi, quindi abbiamo il piacere di avere in studio virtualmente Isabella Frigo, Presidente del Comitato Andos Ovest Vicentino. Ben arrivata con noi Presidente. Grazie, allora, il titolo che ho voluto dare vuole essere proprio uno stimolo, c'è chi si può prendere cura di noi, ci può dare una mano, ci sono associazioni di volontariato, ce ne sono per fortuna tante nel nostro territorio ma anche a livello nazionale. E quando c'è il momento del bisogno, c'è la difficoltà, c'è la malattia, c'è la situazione di indigenza, insomma ci sono tantissime situazioni, a volte si vede il proprio problema, diventa macroscopico ovviamente, diventa il problema e non ci si rende conto che magari con un colpo di telefono, guardandosi attorno, ci sono delle associazioni fatte di persone qualificate, preparate, aggiornate che possono veramente fare la differenza e dare una mano. Nella fattispecie concreta parliamo di tumore al seno, di patologia oncologica, che viene affrontata via più ogni giorno da sempre più donne, perché c'è uno screening, perché c'è una diagnostica che consente di individuarlo per tempo, di intervenire, quindi anche di evitare di arrivare all'estremo, quindi la situazione peggiore. Però è importante saperlo vivere al meglio. E allora cos'è Andos, che cosa fa, cosa si occupa, da chi è composto? Ci racconti un po', Presidente. Sì. Ecco, Andos è l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e è nata nel 1976 in Friuli Venezia Giulia e poi via via si è sviluppata in varie zone d'Italia, in quasi tutte le regioni ci sono delle sedi. E la nostra sede, il nostro comitato è stato fondato nel 1998, quindi ha adesso 22 anni, ed è nato appunto dall'incontro tra la past president Piera Pozza e il primario, il direttore della Breast Unit Graziano Meneghini, perché praticamente si è visto che non serviva solo il momento dell'intervento chirurgico per la guarigione, ma per guarire servono tutta una serie di momenti che accompagnano la donna operata al seno e quindi Andos cerca di stare vicino alla donna, ai familiari anche della persona operata in tutti i modi, in modo da riuscire a dare proprio una mano, e questo è il nostro scopo. E perché sono 22 anni? Perché continuiamo a crescere e perché siamo persone che abbiamo vissuto la malattia e quindi sappiamo di cosa si sta parlando e quindi si crea questo rapporto logicamente con chi la vive nel momento e però ecco questo rapporto che poi in generale diventa un rapporto di amicizia con infatti le volontarie, noi volontarie siamo quasi tutte ex pazienti. Ecco, infatti volevo dire, il fatto di far parte di questa associazione nasce da un'esperienza che ha fatto maturare anche un sentimento, una sensibilità che sono diverse da chi invece interviene professionalmente, no? Sì, sì, ecco, devo dire però che molte non hanno questo tipo di esperienza nell'ambito oncologico del tumore al seno e abbiamo anche diversi volontari uomini e loro ci danno una mano per il trasporto, ad esempio, perché uno dei servizi gratuiti che fa Andos è quello del trasporto delle malate per fare la radioterapia. Quindi noi partiamo dall'ospedale di Montecchio e andiamo a Vicenza per portare le pazienti a fare la radioterapia. Ecco, bravissima, lei ha detto una cosa molto importante, che a volte si trascura, anche la logistica ha la sua valenza. Per esempio il trasporto, quando una persona è sola, magari non ha familiari disponibili o situazioni anche logistiche un po' distanti, è importante anche chi si occupa di questo. Però non si pensa che esiste un'associazione che può far questo, no? Sì. Sì, sì, noi lo facciamo insieme anche alla Sogit, quindi appunto un insieme di associazioni che fanno rete sul territorio e che aiutano chi ha bisogno.
Come si fa a mettersi a contatto? E quindi la persona che magari ci sta ascoltando, che si trova in queste difficoltà, che sta mobilitando mari e monti per quanto riguarda la rete amicale, familiare, che però a volte risulta anche difficile, magari anche dei figli che hanno le loro esigenze e che il periodo già in sé per sé è un po' un periodo sfortunato. Quali sono le azioni da intraprendere? Allora, noi siamo presenti, abbiamo il sito www.andosovestvicentino.it, Oppure oppure siamo Andos a presenti seconda della anche. zona, no? Perché voi siete a livello nazionale. Sì, l'Andos è a livello nazionale e bisogna vedere il posto, c'è l'Andos a Verona, c'è l'Andos a Portogruaro, a Tolmezzo, insomma ce ne sono una serie, quindi le persone possono vedere nel sito Andos nazionale quella che è la sede più vicina a loro, ecco. Invece se la paziente è già una paziente oncologica che viene presso la Breast Unit di Montecchio, noi abbiamo la sede presso la Breast Unit di Montecchio e quindi ci trova lì, oppure numero al telefono, ecco, se posso Certo. dare il numero. No, comunque è importante dire che ci sono dei riferimenti telefonici, voi vi attivate Sì, e siete di supporto, quindi questo è importante. sì. Lei ha detto appunto ha vissuto l'esperienza direttamente. Che cosa è scattato per far parte come volontaria di questa associazione in lei, avendo vissuto anche il periodo della malattia? Ecco, guardi, io facevo parte dell'associazione già prima, era un Ah, qualcosa che. Sì, sì, ecco. Però ecco, il fatto ecco, diciamo così, non è che tutti quelli che vivono la malattia poi diventano automaticamente volontari, perché ci sono persone che non se la sentono, non gli interessa. In generale, diciamo così, si è spinti dalla voglia di aiutare gli altri, ma di trasmettere, ecco, di trasmettere quello che si è vissuto in modo da condividerlo, anche se qualcuno, appunto, come stiamo dicendo, trova una soluzione, nel senso ho bisogno di avere una risposta in qualcosa, se invece di fare 10 telefonate o rivolgersi a un sacco di gente la trova subito, e a me certo. magari invece quella ricerca era costata molto, diciamo che è già un grande aiuto, insomma, ecco. Assolutamente. Quali Quindi sono le cose principali che secondo lei una paziente avrebbe bisogno e magari non ha il coraggio di chiedere, avendo anche lei vissuto insieme ad altre persone questa esperienza, e invece rivolgersi a un'associazione fa la differenza? Ecco, diciamo che rivolgersi all'associazione è come parlare a un'amica. Magari può essere che certe domande non ci si senta di farle al medico, magari ci si vergogna, fra virgolette, no? Così magari si ritiene che sia una domanda che ha poco interesse o che non ha. Ecco. Invece col nostro incontro da noi si può parlare liberamente, ecco, e si possono trovare risposte, perché magari anche le cose più semplici, tante volte, non so, faccio un esempio, anche il discorso dei capelli, facciamo il discorso del turbante, e magari sono domande che non ti viene da fare, oppure magari le protesi esterne al seno, fino a che magari poi non c'è la ricostruzione, ecco, sono tutte quelle piccole, sono quelle cose importanti che aiutano e che fanno la differenza proprio per guarire, perché la guarigione, c'è la guarigione fisica, ma soprattutto c'è la guarigione psichica della persona, deve essere sempre accompagnato, devono viaggiare in tandem queste due Infatti, cose. ecco, lei mi aveva raccontato prima fuori onda anche che una cosa può sembrare una cosa banale, per il fatto dove uno può andare a comprare la parrucca, che tipo di parrucca può prendere, quale può stare meglio con il proprio aspetto, perché non è detto che l'idea che si era fatta era la migliore, o anche in che materiali, sono piccole consulenze che sono molto pratiche, che però in un momento di scompiglio generale uno non sa dove girarsi, e voi siete in grado invece con competenza, perché avete l'esperienza e le persone qualificate per dare un supporto da questo punto di vista. O lei diceva anche il trucco, per esempio.
Esatto, anche il trucco, abbiamo fatto diversi corsi di trucco e faccia conto che nel 2011 abbiamo fatto il convegno nazionale Andos qui a Montecchio in Villa Cordellina e una delle parti era proprio relativa al trucco perché l'importanza del vedersi bene, l'importanza del vedersi bene, dico, per se stessi ma anche per i propri familiari. Io li punto perché ecco, il fatto che i figli non vedano la mamma sofferente, ma che vedano una mamma che comunque in ogni caso sanno che non sta bene, ma non la vedono, diciamo così, Cambiata proprio del tutto. cambiata, esatto, e aiuta tantissimo e di conseguenza se tu vedi ad esempio i figli che sono più sereni, stai meglio anche tu e quindi affronti tutto in un altro modo. La comunicazione in famiglia di certe dinamiche, certe problematiche o nell'ambito in cui uno vive sostanzialmente, anche quello è un aspetto importante, anche quello anche Sì. sotto questo profilo aiutate la persona. Sì, sì, ecco, noi da tantissimi anni abbiamo una psicologa, un servizio con una psicologa che viene in sede e allora viene presso la nostra sede una volta al mese per incontrare proprio i familiari della persona malata. E poi invece abbiamo degli unit del psicologa. Io ci tengo a dire che questo servizio noi lo possiamo dare grazie ai sostentamenti che arrivano da Eh, parte dei benefattori e con la raccolta del 5 per 1000. Ecco, quindi ringrazio chi fa questo perché ci permette di dare tanto. Ecco, un'altra cosa importante, appunto, tutte queste associazioni no profit di volontariato vivono in virtù del fatto che ci sono persone che ci credono e che danno un supporto, proprio c'è il 5 per Esatto. 1000, oppure possono dare anche insomma, un contributo perché c'è non solo la buona volontà della persona, però penso vi avvaliate anche di professionisti per tante attività che svolgete, no? Sì, allora adesso noi ad esempio finanziamo la psicologa, finanziamo i fisioterapisti per il discorso dell'infedema al braccio, quello è Ah, giusto. Un un altro altro problema, problema. eh sì. Eh sì, molto, molto sentito, molto, perché dà un'invalidità importante, non si riesce a Cioè fare i quando, movimenti, non si riesce a muoversi. cioè, quando la persona le portano via i linfonodi, il Esatto, braccio può restare in qualche modo, la sì. mobilità del braccio, anche c'è gonfiore, cioè, Il no? gonfiore, esatto, esatto, quindi bisogna che ci siano dei trattamenti manipolativi con i quali la persona sta meglio. Ecco, ad esempio noi abbiamo la Fondazione Peretti che ci aiuta da tanti anni, la Fondazione Peretti fornisce i bracciali per contenere l'infedema al braccio. Ecco, quindi un aiuto anche qui da parte dei privati. Poi abbiamo ad esempio sempre grazie alla Fondazione Peretti abbiamo il laboratorio di nutrizionista. In questo caso i pazienti che hanno bisogno per determinati motivi vengono selezionati perché logicamente non si può accedere a tutti e viene fornita loro questa possibilità della consulenza con la nutrizionista e con la dietologa, perché anche qui abbiamo visto quanto è importante il fatto che ci sia una giusta alimentazione, una corretta alimentazione, soprattutto nella fase prima per cercare di fare prevenzione, ma anche nel momento della malattia per aiutare il corpo a reagire meglio. Assolutamente. In genere per la sua esperienza, fino a quando le persone continuano a far capo a voi, a rivolgere a voi e poi fino a quando in realtà avrebbero realmente bisogno le pazienti di un supporto, magari non se ne rendono neanche conto, però lei avendo vissuto può dire con cognizione di causa queste informazioni, può darle. Aspetta che Presidente, forse l'ho persa. Sì, sì, Eccola, esatto. eccola, dica Non ho pure. capito, scusi. No, no, dicevo, per quanto tempo una persona ha bisogno, una persona operata che ha avuto un tumore al seno ha bisogno di un supporto? Per quanti anni? Per quanti mesi? Dipende. Eh, ecco, allora, lì bisogna dire che ognuno è fatto in maniera diversa dall'altro, come è vero che adesso ogni tumore viene trattato in maniera diversa perché abbiamo visto che in modo individuale
anche lì ogni persona ha una storia a sé. Dobbiamo dire che ci sono pazienti, ex pazienti, che nonostante siano passati tanti anni, ad esempio tornano sempre a salutarci, abbiamo mantenuto dei rapporti e abbiamo mantenuto rapporti anche con i figli che magari nel frattempo sono nati, quindi in generale sinceramente non le so rispondere perché appunto dipende da persona a persona proprio dal punto di vista medico e quindi non ho la competenza per risponderle. Ecco, lei prima diceva però una cosa importante, c'è la relazione familiare, la relazione anche di coppia, si parlava fuori onda, che è significativa, che a volte può essere compromessa se la persona non è preparata ad affrontare in un certo modo certe notizie, certe informazioni e anche poi il decorso di una patologia complicata. Questo rivolgersi all'Andos può fare la differenza? Sì, può sicuramente dare un aiuto, può dare un aiuto perché magari anche il fatto stesso che le nostre consulenze sono consulenze gratuite, la persona magari prima di partire per un percorso che magari vede anche difficoltoso, visto anche il momento economico che molti vivono, in altri ambiti, sa che da noi trova una risposta di una professionista, però questo viene in modo gratuito, quindi, ed è senz'altro utile. Tengo anche a dire che tante volte quando noi siamo malati, il momento della malattia, noi non ci rendiamo conto di cosa vuol dire essere il compagno, la compagna, il marito, la moglie, il figlio e la figlia di una persona malata, perché magari tendiamo a guardare noi e invece la sofferenza che c'è nei propri cari è una sofferenza importante che Assolutamente, deve essere compresa e soprattutto magari condivisa anche con altri e supportata, immagino. Il Presidente l'ho persa nuovamente, abbiamo la connessione che ci ha lasciato. Allora, se riusciamo a riprendere la connessione, perché tanto eravamo giù, eccola qua, l'avevo persa un attimo, mi diceva che questa sofferenza deve essere compresa e condivisa, quindi c'è un supporto di professionisti anche per i familiari sostanzialmente. Sì, sì. Allora, benissimo, noi siamo giunti al termine. So che voi adesso attiverete in collaborazione, siete coinvolti in collaborazione con un'altra associazione senza scopo di lucro per Salute Solidale e la LILT per un progetto molto importante di aiuto estetico alle donne che hanno questa patologia, per cui per puntare l'accento anche sul fatto che si può migliorare, ci si può prendere cura di sé e ci si può sentire bene, serene e belle anche in un momento difficile. Certamente, certamente. Questo è un progetto veramente interessante che abbiamo subito abbracciato quando ci è stato proposto perché sappiamo quanto è importante il sentirsi bene con se stessi in qualunque momento della vita, ma soprattutto nel momento della malattia. Quindi non solo psicologicamente star bene, ma star bene fisicamente, proprio di aspetto, con il supporto di professionisti del settore che possono dare un aiuto con delle strategie che magari uno non pensa, non conosce, estetiche insomma, in modo da ovviare a una situazione che è naturale. Quando uno è caricato di farmaci è normale che magari non sia uno splendore, magari tende al verdino, al giallognolo provvisoriamente se non sbaglio. Per cui anche con il trucco, con qualche aiuto può contribuire a star meglio. Sì, ecco, io però voglio dire, guardate che passa, nel senso è il momento, ma poi passa tutto, ecco. E infatti dal suo aspetto molto salutare immaginiamo che poi per fortuna passa tutto, i capelli ricrescono, tutto torna come prima, è che bisogna saper affrontare questo momento e forse anche avere tutte le informazioni necessarie per rivolgersi a chi può dare una mano, chi può supportarlo senza vergognarsi di raccontare nulla, vero Presidente? Esatto. Allora io le auguro buon lavoro, veramente ne avete tantissimo, complimenti anche per la sua scelta molto coraggiosa e molto forte comunque di continuare di presiedere un'associazione. A voi telespettatori lascio invece alla pubblicità, la nostra trasmissione naturalmente continua anche dopo, quindi restate comunque con noi perché abbiamo un ulteriore approfondimento, non vi dico niente, restate con noi, quindi a dopo.